Fermo. Amiche e amici, un saluto da parte di Francesco Rolle dall'operatore Fausto Gasparotti. Reduce da un pareggio anche la Carrarese domenica scorsa a Como, mentre intanto iniziano le ostilità con la Provercelli in possesso di palla. Pareggio giunto grazie alla magistrale punizione trasformata da Dettori a 5 minuti dal 90esimo, dopo che il Como era passato in vantaggio. Prova subito a manovrare con Rosso la formazione ospite, lancio in profondità per Greco con i piemontesi. Intercettato subito il pallone, allora alla giocata a sinistra per Fabiano, lo scambio corto, ancora Fabiano, ora è Rosso, a sinistra c'è Scaglia, prova ad accentrarsi, e il numero 3 c'è Rosso che si propone, il pallone invece corto per Greco, lo spazio, il triangolo che si chiude in qualche modo, e poi la palla capita a sinistra, ancora per Scaglia, va il cross, no Dani non sicurissimo, riesce comunque, si trova di fronte un avversario più quotato. Greco, tocco in profondità, c'è l'anticipo di Bregliano, poi prova Rosso e l'intervento da parte di Notari, e la palla rimane in zona d'attacco, ancora Fabiano, se ne arriva l'azione, poi forse un fallo subito da Pescatore, non interviene il direttore di gara, allora Rosso gioca ancora per Scaglia, difende il pallone, Ardizzone prova il al 38esimo minuto. Carrarese che è pronta a dare il calcio d'inizio per questa ripresa, l'arbitro accorda adesso la ripresa delle ostilità. Riparte dunque il possesso di palla la Carrarese, che ha giocato alla pari i primi 35 minuti, è debole e centrale, ma una situazione che ha fatto capire che la Carrarese è comunque riuscita a riprendersi dallo shock della rete. Ora però attacca la Provercelli, il pallone in aria, la risposta di Notari sulla conclusione da vicino. Frase Andrea sempre con noi a ricordarlo, mentre invece in gradinata uno striscione è dedicato a Gianni Fiorini, grande tifoso scomparso in settimana. Intanto ruba palla al quarto minuto di gioco, la Provercelli trova il raddoppio, volta impreparata la difesa avanzata sulla sinistra, il movimento di Vannucci che forse è terminato in posizione irregolare, il Lettori mantiene il possesso di palla, poi in qualche modo la palla rimane al limite. Vedremo se sarà così al 90esimo, quando verrà la segnalazione del recupero. Intanto Cancellotti, ora prova l'inserimento Marconi, a palla per Greco, pallone in mezzo che sfida Notari, la palla è ancora in area, la conclusione, il pallone sul fondo, azione pericolosa, ha lasciato proseguire. Palla per Cellini, prova a entrare arriva adesso il fischio dell'arbitro. A raddrizzare un risultato che sembrava onestamente dopo lo 0-2 concretizzarsi in una sconfitta. Al momento io penso che la Carrarese abbia tutte le carte per giocarsi questo finale di gara, addirittura provare a vincere, Francesco. Adesso l'inerzia sicuramente per la Carrarese, prova con Merini attacca dalla direzione, difende il pallone Merini. Di trovare il gol del vantaggio. Intanto un contrasto verso il fallo di mano, Ardizzone al limite, c'è la chiusura dei giocatori della Carrarese, questa è zona d'attacco, il Salvatore ancora in cross, nel bilancio. Il lancio per Merini, il colpo di testa di Cosenza, testa anche di Mancuso con un colpo di tacco Geloni e finisce bene.